Porto Gruaro, 81enne di Teglio Veneto in bicicletta, travolta e trascinata per metri da un mezzo pesante che non si è fermato a soccorrerla e caccia al pirata. Schianto mortale a Mogliano, furgone di una ditta di giardinaggio fa testa a coda, si ribalta in un fossato, perde la vita il passeggero, un 63enne di Tre Baseleghe ferito il giovane conducente. E domani a Spinea saranno celebrate le esequie di Cristina Tantillo, la donna morta a fine luglio per un sospetto caso di puntura da zanzara tigre, i funerali alle 11 nella chiesa di Santa Bertilla. Inchiesta sulla corruzione a Venezia, la consulta civica ha chiesto un passo indietro alla direttrice generale di Insula, si allarga la richiesta di dimissioni dei suoi vertici. Continua l'odissea dei vaporetti a Venezia e se AVM a CTV dopo i disservizi corre ai ripari, caustico l'intervento di Monica Sambo, segretaria PD Venezia, scelte di tagli e cambi di turni di lavoro. Mercoledì 7 agosto Musile e Sandonà vivono i fasti del Medioevo grazie al patto solenne d'amistà tradizionale, appuntamento storico per le vie della città. Esce con la barca in mare al largo di Jesolo e ha visto una coppia di delfini che giocano tra le onde, virale il video su Instagram di un residente di Ceggia. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati, c'è la cronaca, tanta cronaca, lo avete sentito in apertura del nostro telegiornale di questa sera, perché in Veneto e in tutto il Friuli Venezia Giulia è caccia al pirata della strada che questa mattina ha travolto e ucciso un'anziana mentre era in sella alla sua bicicletta. La tragedia si è verificata a Porto Gruaro, lungo la strada provinciale che collega proprio il Veneto con il Friuli. In Veneto, in tutto il Friuli, è caccia al pirata della strada che alle 7 del mattino a Porto Gruaro ha travolto e ucciso Natalia Cristante, 81 anni, nata a Cordovado in Friuli ma residente a Teglio Veneto, mentre in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la provinciale 93 in via Udine, località Portovecchio, direzione Porto Gruaro. Ad avvistare il suo corpo riverso a terra a bordo strada, ormai privo di vita, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità all'altezza dello svincolo per la ferrata, un automobilista in transito che ha subito chiamato i soccorsi. Erano le 7:10. Immediato il tam tam della notizia diffusasi prima a Teglio Veneto, dove l'anziana era molto conosciuta anche per un passato come volontaria in aiuto dei bisognosi, e poi a Cordovado, dove vive tuttora la sorella, come riferisce il primo cittadino di Teglio Veneto. La popolazione è tutta quanta sconcertata per quanto accaduto. La persona appunto è una persona che viveva sola, però era in salute perché appunto circolava sempre in bicicletta. Una morte atroce questa di Natalia, a testimoniarle i segni gialli sull'asfalto dei carabinieri di Porto Gruaro incaricati delle indagini, segni che evidenzierebbero più ipotesi all'origine della tragedia. La più accreditata al momento, quella secondo cui l'anziana parrebbe essere stata trascinata, poi travolta per circa una decina di metri dal mezzo che l'avrebbe originariamente arpionata ad un piede. Si ipotizza durante una fase di sorpasso di un furgone, se non di un tir. Disposta ora dalla procura l'autopsia, in attesa i carabinieri stanno cercando di dare un nome e un cognome al pirata che, oltre al reato di omicidio stradale, dovrà anche rispondere di omissione di soccorso. L'appello del sindaco Cicuto al pirata della strada affinché si costituisca. Capire chi è stato, che magari chi è stato autonomamente si mette in mano, insomma, vada a sentire le forze dell'ordine. E un'altra vittima della strada c'è stata questa mattina ai confini tra la provincia di Venezia e la Marca Trevigiana, a Mogliano Veneto. A perdere la vita è stato un uomo di 63 anni, residente a Tre Baseleghe, quindi nell'Alta Padovana. Stava andando al lavoro con un giovane collega di Vigonza, era il passeggero, non avrebbe allacciato le cinture di sicurezza. La traiettoria come impazzita, il testacoda, poi lo schianto nel fossato e nel muretto all'autostrada, forse è stato l'asfalto bagnato dopo le piogge della notte, una delle cause che ha portato questo furgoncino a sbandare di prima mattina, poco dopo le 7, sulla strada che da Mogliano porta a Peseggia, tra via Roma e via San Gottardo. A bordo 2 uomini, operai di una ditta di giardinaggio diretti al lavoro, alla guida un 21enne padovano residente a Vigonza, a lato passeggero un 63enne di origini marocchine di Tre Baseleghe, Boutara El Medi il suo nome.
È quest'ultimo che probabilmente non aveva allacciato le cinture di sicurezza ad avere la peggio e sbattere con violenza la testa contro il parabrezza. Per lui non c'è niente da fare, muore praticamente sul colpo e a nulla valgono i tentativi di soccorso del suo M118. Fuori pericolo, seppure ferito, il conducente che viene portato al cafoncello. Sul posto anche i vigili del fuoco che aiutano a estrarre i corpi dalle lamiere. L'area, particolarmente trafficata e fuori dal centro, a stupire i residenti che popolano la vicina pista ciclabile, la posizione del mezzo. Nella realtà il mezzo è messo con un senso di marcia contromano, quindi questo fa pensare che per arrivare a quel punto ci sia stata la necessità di fare delle manovre e che poi siano risolte in un incidente abbastanza grave. La mia ipotesi poteva essere anche che, venendo da quella direzione in mano, quindi sulla sua destra, se qualche mezzo avesse superato in curva per esempio la mezzaria, per paura di scontrarsi frontalmente abbia poi tentato di scansare l'incidente uscendo incarreggiati di qua. Per il momento i carabinieri escludono però il coinvolgimento di terzi o l'attraversamento della strada da parte di qualche animale. Molto più facile la distrazione associata proprio allo stato della strada dopo la pioggia della notte. Anche per questo potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del guidatore, ma sarà la procura a fare le proprie valutazioni, così come potrebbero esserci anche accertamenti sul fronte della sicurezza sul lavoro. A Spinea ora, dove domani saranno celebrati i funerali della donna morta per un sospetto caso di puntura da zanzara tigre, le esequie a partire dalle 11 nella chiesa di Santa Bertilla. Martedì 6 agosto alle 11 alla chiesa di Santa Bertilla a Spinea l'ultimo saluto a Cristina Tantillo. La procura ha dato l'autorizzazione per le esequie dopo l'autopsia avvenuta giovedì 1 agosto. Cristina si era spenta 2 giorni prima, al pomeriggio del 29 luglio, dopo il ricovero di mercoledì 17 luglio all'ospedale di Mirano, in seguito ad una sconosciuta malattia che giorno dopo giorno la stava debilitando sempre più. Nei giorni dell'ospedalizzazione il sospetto da parte dei sanitari che Cristina avesse contratto la chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre. Tuttavia gli ultimi controlli non avrebbero confermato la presenza di tale virus, anche perché Cristina non era affatto stata in vacanza in alcuna delle mete esotiche come è stato tanto scritto e detto, sottolinea Luigi, il marito. Prima dell'inaspettato ricovero, prosegue, si era stati una settimana in Europa, in un'isola greca, con rientro a casa a Spinea il 19 giugno e prima ancora si era stati nel sud Italia, in Puglia, dal 29 maggio al 10 giugno, racconta sempre il marito. Cristina in ospedale era entrata in coma il 23 luglio, il giorno del suo 70° compleanno. Con il marito Luigi ha lasciato i figli Michele e Giovanni con i parenti, i tanti amici, compresi gli ex colleghi di Ca' Foscari, dove Cristina ha lavorato come segretaria presso il rettorato prima della pensione. Andiamo adesso alla cronaca, quella giudiziaria, con l'inchiesta che ha investito l'amministrazione comunale di Venezia, inchiesta che si allarga e si allarga anche la richiesta di dimissioni dei vertici amministrativi, sottolineando i problemi della residenzialità pubblica in città. La consulta civica ha chiesto un passo indietro alla direttrice generale di Insula. Non c'è solo il Comune di Venezia sotto la lente delle indagini della Procura, ma anche le sue società partecipate. Nel registro degli indagati sono iscritti tra gli altri il direttore generale di ACTV AVM Giovanni Seno e Alessandra Bolognin, direttrice generale di Insula e di Ive. E se durante l'ultimo infuocato Consiglio Comunale di Mestre, che aveva sul tavolo la richiesta di dimissioni del sindaco e della sua giunta, avanzata in blocco dalle opposizioni, era stato lo stesso Brugnaro a sottolineare la necessità immediata di avviare iniziative di tutela dell'immagine, del patrimonio e delle operatività delle società coinvolte, richieste di dimissioni si sviluppano anche in questi filoni di indagine, quelli delle partecipate. Come consulta civica veneziana e sportello sociale abbiamo deciso di chiedere le dimissioni della direttrice generale di Insula, la dottoressa Bolognin, dopo i fatti intercorsi nello scandalo veneziano che ha colpito anche tutte le partecipate annesse al Comune di Venezia. Abbiamo deciso di chiedere alla direttrice di Insula di fare un passo indietro nel bene dei lavoratori che lavorano all'interno di Insula, ma anche e soprattutto per il bene degli inquilini
che abitano negli alloggi di proprietà pubblica del Comune di Venezia. Secondo la consulta civica veneziana e lo sportello sociale, la città attraversa un grave periodo sul fronte della residenza pubblica, sia per quanto riguarda la presa in carico delle problematiche di inquilinato che su quello di manutenzione e messa in sicurezza degli immobili. Che fine farà la residenza pubblica e tutte le manutenzioni programmate per conto di Insula? E che fine farà il famigerato e sbandierato piano casa messo in atto dall'assessore tempo indietro, il quale prevedeva tutto un recupero manutentivo e la successiva assegnazione mediante bandi di un cospicuo patrimonio abitativo nell'arco temporale che andava dal 2024 al 2026. Noi chiediamo si faccia chiarezza e, se serve, si faccia anche un passo indietro. Fin qui l'inchiesta, adesso parliamo di trasporti in città, perché dopodomani, mercoledì 7 agosto, quindi entrerà in vigore un nuovo orario estivo dei vaporetti. La decisione di AVM e ACTV dopo i disservizi della prima parte dell'estate che hanno portato a sospensioni di corse o intere linee. Una nuova pianificazione delle corse dei vaporetti per garantire un servizio di trasporto pubblico regolare senza sospensioni estemporanee comunicate giorno per giorno. Dopo i disagi della prima parte dell'estate il fronte è caldissimo e AVM, l'azienda veneziana della mobilità, corre ai ripari attraverso una riorganizzazione del personale ACTV, dove peraltro tra il 7 e il 14 agosto arriveranno altri 14 dipendenti a porre parziale rimedio alla straordinaria carenza di personale che patisce l'intero settore. Abbiamo razionalizzato il servizio, per cui un paio di linee vengono assicurate da un subaffidatario e di conseguenza le risorse che oggi avremmo dovuto impiegare in quelle linee rimangono libere per noi. Poi abbiamo rivisitato un po' la linea 6 che viene ricalibrata su 2 fasce orarie, ci consente un recupero. E in più la revisione delle frequenze della linea 1 e linea 2 dopo le 20:30 ci dà un altro delta da poter gestire poi a parte. La linea 7 San Zaccaria Murano e la 8 Giudecca San Nicoletto sono affidate alla Veneziana, un operatore privato di trasporto turistico. Dopo la sospensione, Ali Laguna, l'altro vettore esterno, ripristina la linea Murano Lido con un nuovo orario, grazie anche allo sforzo dei suoi dipendenti, ha detto il responsabile operativo Alvise Visentin. Vista questa situazione, se Ali Laguna sta forse ripensando se partecipare nuovamente a bandi di trasporto di pubblico locale. No, la disponibilità c'è sempre e logicamente, come già detto più volte in questa riunione, il problema di base è la carenza di personale che non riguarda solo Ali Laguna ma riguarda tutta la laguna di Venezia. C'è qualche penale all'orizzonte? Probabilmente ci saranno, diciamo che fortunatamente è stata solo una settimana e allo stesso modo di ACTV, cioè le sospensioni, poi il comune farà i suoi conteggi. Il trasporto pubblico in laguna è al centro di vivaci polemiche in consiglio comunale e tra chi si serve dei vaporetti. Gliela faccio dalla parte degli utenti ACTV, quali si trovano davanti a un disservizio e quello che possono dire è: ma come? ACTV ha i vaporetti sempre pieni, fa pagare 9,50 € i biglietti, com'è possibile che non riesca a garantire un servizio con queste premesse? L'utente standard vede, faccio un esempio pratico, linea 2 delle 7:37 da Piazzale Roma è sempre piena, però magari alle 6 eravamo vuoti e garantivamo un servizio per i pochi pendolari. Abbiamo un servizio H24 per cui il pieno di certe fasce orarie garantisce la copertura dei costi del vuoto H24 in altre linee, in altri percorsi, per cui non è, cioè, è facile banalizzare che sono sempre pieni a 9,50. Fin qui dunque la rivisitazione, l'abbiamo sentito, degli orari estivi, poi ci sono naturalmente le reazioni da parte delle opposizioni consiliari. Doveva essere annunciato oggi il mirabolante piano di rilancio di ACTV nelle linee di navigazione a favore dei veneziani. La scelta è semplicemente quella di tagliare linee
recuperare turni di lavoro e sopprimere intere corse. Così la segretaria del Partito Democratico veneziano Monica Sambo. Come Partito Democratico, sostiene Sambo, non possiamo che continuare a chiedere il passo indietro di seno e all'assessore Zuin e al sindaco Brugnaro, che ha tenuto le deleghe alla mobilità dopo le dimissioni di Renato Boraso, di venire in commissione consiliare a spiegare come sia possibile che i veneziani debbano essere sottoposti a questo disastro. Dunque non ha usato troppi giri di parole la consigliera Sambo. Nei primi 5 mesi dell'anno, voltiamo pagina, in provincia di Venezia ci sono stati circa 5.000 infortuni sul lavoro, tra i settori più a rischio agricoltura e cantieri edili e navali. La prefettura ha ospitato un vertice per concordare un rafforzamento della sicurezza. Il comparto dell'agricoltura e i cantieri edili e navali sono i contesti nei quali si dovranno esercitare maggiori attenzioni per tutelare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La prefettura ha coordinato un vertice tra associazioni di categoria, forze dell'ordine, sindacati e aziende sanitarie per concordare un protocollo d'intesa a contrasto degli incidenti sui luoghi di lavoro. Secondo i dati INAIL presentati durante il vertice, al 31 maggio in provincia di Venezia sono stati denunciati 5.042 infortuni, di cui 4 dall'esito mortale, 4.200 sul posto di lavoro e 842 lungo il tragitto casa-lavoro, che hanno colpito 3.199 uomini e 1.401 donne. L'analisi per classi di età ha mostrato un aumento tra gli under 15 con 638 infortuni, soprattutto per l'incremento tra gli studenti, effetto dell'estensione assicurativa INAIL disposta dal decreto legge lavoro del 2023. Cambiamo tema adesso, andiamo al ritorno dei delfini a Jesolo con l'avvistamento di una coppia di cetacei. Eccoli nel video pubblicato sui social da un residente di Ceggia che li ha immortalati ieri sera dalla sua barca. Storia poi postata sul profilo social. Nelle immagini la coppia di delfini che con piroette e giravolte gioca tra le piccole onde al largo appunto di Jesolo, immagini che riempiono di felicità e spensieratezza in attesa naturalmente di un nuovo avvistamento, magari anche in prima persona da chi frequenta queste zone. Come ogni 7 agosto, Musile e Sandonà si preparano a rinnovare un patto di amicizia che affonda le sue radici addirittura nel 1200. Patto solenne d'amistà. Suggellata dalla firma di un documento simbolico da parte dei due sindaci, Sandonà e Musile di Piave si apprestano a rinnovare quel patto solenne di amistà, vale a dire di amicizia, che rappresenta una delle tradizioni folcloristiche più suggestive e longeve del Veneto. La manifestazione celebra un fatto storico risalente al 1250 circa, quando a causa di una grande alluvione che deviò il corso del Piave, una cappella consacrata a San Donato passò dalla sponda sinistra alla sponda destra del fiume, in quello che è oggi territorio comunale di Musile. Secondo la leggenda, le due comunità sancirono un patto. Gli abitanti dell'antica Musile avrebbero conservato San Donato come proprio patrono, mentre San Donà avrebbe potuto fregiarsi del nome. L'accordo prevedeva anche da parte di San Donà il versamento di un tributo annuo di 2 capponi, vivi e truspanti, pingues et optimi. Una tradizione dimenticata nel tempo e riscoperta nel 1957 e da allora celebrata ogni 7 agosto, accompagnata da manifestazioni culturali, rievocazioni storiche, ma anche da momenti di riflessione sulla storia e sull'identità condivisa delle due comunità. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie come sempre per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso e le previsioni del tempo. Arrivederci.